Il Vigneto Friuli sicuramente ha bisogno di una manifestazione importante come quella del Vinitaly, con l'edizione 2018. Il Friuli sicuramente, secondo me, sta andando con la strada giusta verso la cosa che più ci contraddistingue, quindi i vigneti autoctoni. Anche noi come azienda negli ultimi anni abbiamo fatto dei nuovi investimenti con dei nuovi terreni, piantando soprattutto vitigni autoctoni del Friuli come la Ribolla Gialla, la Malvasia e ovviamente il tanto amato Tokai friulano. Siamo contenti e molto fiduciosi. Se aspettiamo la conferma più che il Vigneto Friuli del vigneto Ribolla Gialla, no? Siamo in crescita con questa varietà e speriamo e ci auguriamo, come da anni speriamo, che diventi il vitigno di riconoscimento del Friuli nel mondo. Cosa ci si aspetta da questi 4 giorni di Vinitaly per il Vigneto Friuli, per la vostra azienda? È un appuntamento importantissimo perché noi riceviamo clienti da 25 paesi nel mondo nei prossimi 4 giorni. Tutti i nostri clienti si aspettano molto in fatto di qualità e anche quest'anno le aspettative internazionali non saranno disattese, anzi presenteremo i bianchi 2017 e alcune riserve 2013 da far degustare. C'è già molta gente che è passata nel nostro stand nelle prime 2 ore, quindi sembra molto positivo come prospettiva. I vini che a suo avviso friulani andranno di più in futuro, quali saranno? In questo momento c'è il fenomeno Ribolla, di cui se ne sta già parlando tantissimo. Vedo il consumatore medio, il consumatore attento che sta chiedendo Ribolla in tutte le maniere. Chiaramente lo spumante, che è un prodotto che io non faccio, è molto richiesto.